Donato Rinati, il presidente nazionale oggi ad Agrigento per incontrare il questore Mario Finocchiaro. Sì, buongiorno. Questa mattina abbiamo incontrato il signor Questore di Agrigento nel nostro giro di sensibilizzazione che stiamo facendo presso tutte le questure d'Italia affinché l'Associazione Donatori Nati Polizia di Stato venga adeguatamente supportata appunto dai nostri uffici sia centrali che periferici. Devo dire che il signor Questore ha immediatamente dimostrato grande apertura e sensibilità per il tema e lo abbiamo in particolare invitato a collaborare perché nella nostra struttura di Agrigento è un progetto pilota a livello nazionale perché è la prima struttura provinciale da noi costituita, quindi per noi riveste una particolare importanza e siamo certi che il signor Questore, come dire, manterrà fede all'impegno preso in favore dei donatori nati della Polizia di Stato. Quali sono i dati di Agrigento? Quanti siete gli associati? Qual è la peculiarità di questa associazione qui? Ad Agrigento c'è stata una crescita esponenziale negli ultimi 3 anni, in pratica siamo passati da 30 donazioni l'anno l'anno scorso ne abbiamo fatti più di 110 e quest'anno già abbiamo superato le 100 donazioni. È importantissimo per questa provincia perché la carenza del sangue è atavica, per cui ci siamo preposti questo obiettivo. Inoltre stiamo cercando di collaborare con le altre forze di polizia affinché tutti gli altri appartenenti possano avere una casa comune dove donare il sangue. Nella circostanza abbiamo incluso in ambito associativo i Carabinieri, la Guardia Costiera, la Polizia Penitenziaria e personale civile che si unisce a noi per questo tema importantissimo.